Buon pomeriggio ragazzi e ragazze, come state? Allora, è un po' che non facevo delle dirette qui nel gruppo grande. Guarda, ho anche questo bel microfonone adesso, dovreste sentirmi ancora meglio. Allora, faccio una diretta veloce, molto molto veloce, ma molto molto importante. Ne avevo già fatta una di simile qualche mese fa, però siccome c'è stata una persona nel gruppo che ha scritto questa cosa, ci tengo a chiarirvi le idee. Considerato anche il periodo, adesso c'è tantissima richiesta da parte delle attività dei negozi di entrare nel mondo digitale e quando succede queste cose ovviamente è pieno di furboni, furbetti, stronzetti che ne approfittano. No? Allora, il post è quello di Daniele che giustamente segnala quella che è una vera e propria truffa, perché quando io cerco di venderti qualcosa spacciandolo per altro o spacciandomi per altri, sto facendo una vera e propria truffa. Quindi quello che scrive, scusate un secondo, vedo se si sente l'audio, ok. Quello che dice Daniele è c'è un'agenzia che si spaccia per Google e questo non è la prima volta che lo sento, anzi mi capita troppo spesso purtroppo di sentire questa cosa, che vi propone a tutti i costi di certificare la vostra attività su Google. Loro dicono che facendo così nessuno può rivendicare la vostra attività, ma solamente così resta vostra vita per la modica cifra una tantum di 199 euro più IVA. Cioè, questo è veramente pazzesco. E immagino che sia capitato anche ad altre persone questa cosa, no? Anzi, se vi è successo, scrivete magari nei commenti che facciamo un po' un resoconto di quanti furboni ci sono in giro. Mi sono informato, scrive Daniele, tramite l'help desk di Google e mi hanno detto che la scheda dell'attività tramite Google Business è gratuita e gestita autonomamente, peraltro come immaginavo. State attenti perché sono insistenti, ti girano e rigirano il discorso che quasi gli credi. Sì, purtroppo allora questo è quello su cui puntano queste pseudo agenzie, in realtà sono dei truffatori, non sono agenzie, sono truffatori che approfittano della poca conoscenza del mondo digitale da parte di tante attività. Loro vanno sui grossi numeri, quindi prendono banalmente un elenco telefonico, un Excel di numeri, di attività, iniziano a bombardarle, a chiamarle tutte, probabilmente sono anche bravi venditori, sono insistenti, cercano di rigirarvi un po' e su 100 che ne chiamano, anzi 1000 se non più o più anche, sicuramente c'è qualcuno che ci casca. Ok, e a 199 più IVA all'uno sono bei soldoni. Allora, per chi non conosce Google My Business, poi vi spiego come potete difendervi da sta gentaglia e anche prenderli un po' per il culo, dato che ci siete, potete anche approfittarne. Allora, mostro cos'è Google My Business, magari per chi non lo conoscesse. Google My Business è una cosa molto molto importante. Avevo fatto anche una diretta tempo fa con dei consigli per sfruttare al meglio questa cosa. Purtroppo è molto molto sottovalutato dall'attività. È questa scheda che esce, adesso io sono da PC, quindi mi esce qui a destra, se fate una ricerca su Google per la vostra attività, tramite mobile, tramite telefono, vi esce subito come prima cosa. La prima cosa che esce spesso, anzi quasi sempre, 99% di casi, è la vostra scheda My Business. Quindi queste informazioni qui che ci sono a destra, in questo caso ho cercato il ristorante Remo a Vicenza, ed escono queste informazioni, no? Sono informazioni importantissime perché tantissimi clienti usano questo strumento, lo usano anche i vostri clienti, non solo chi non vi conosce, ma anche i vostri clienti, perché qui è facilissimo trovare le informazioni principali, come il sito web, le indicazioni per arrivare alla vostra attività, quindi clicco su indicazioni, mi si apre Google Maps, quindi il navigatore, e arrivo alla vostra attività, il bottone per chiamarvi e tante altre cose come gli orari, i tipi di servizi che offrite, le foto, le recensioni, una marea di mille cose. Okay? Ecco, questo è Google My Business. Cos'è che fanno? Anzi, cos'è che è assurdo di tutto ciò? Che Google My Business è assolutamente gratuito. Google non vi chiede soldi, nessuno può chiedervi soldi per rivendicare la vostra scheda attività, ok? Rivendicare significa
diventare titolari e gestori della vostra scheda, perché come funziona? Se voi non siete già gestori della vostra scheda Google My Business, dovete diventarlo. Google la crea in autonomia, grazie ai suoi cervelloni digitali, riesce a raccogliere le informazioni sulla vostra attività e organizzarle creando questa scheda Google My Business. Se voi non l'avete rivendicata, lui in automatico pubblica delle informazioni. Le informazioni se le trova da solo e crea questa scheda, ok? Quindi una cosa importante, dovete farlo voi, dovete diventare gestori per controllare che le informazioni sono corrette e aggiornate, perché Google è bravo ma non è perfetto, ok? Quindi Google non chiede soldi né per crearla, né per gestirla, né per darvi l'accesso come gestore, eccetera, eccetera. Quindi se ricevete delle telefonate, delle mail di questi truffatori che dicono di essere Google, non credeteci assolutamente, ok? Sono semplicemente dei truffatori, come ce ne sono tanti, e se vi chiedono soldi buttate giù il telefono. L'unica cosa che potrebbero fare le agenzie normali, agenzie serie, è quella di dirvi di proporsi per gestire la vostra scheda My Business, ok? Quindi vuol dire che prendono in carico la vostra scheda, non diventano proprietari, diventano dei collaboratori, diciamo, e quindi possono andare a gestire le informazioni che ci sono al posto vostro, quindi magari tenere aggiornati gli orari dell'attività, migliorare la descrizione, fare insomma tutte quelle serie di ottimizzazioni che sono importanti, caricare delle foto, monitorare le recensioni, cose di questo tipo. Queste sono attività che si possono fare e sono legali, tra virgolette, ok? Sono anche utili per la vostra attività. Ma se queste agenzie si spacciano per Google prima di tutto e vi chiedono soldi per rivendicare la vostra scheda Google, questi sono dei truffatori, perché questo è gratuito, ok? Cosa numero 1. Cosa numero 2, quando vi chiamano, e so che siete pieni di sta gente, perché succede anche a me, quando vi chiamano e vi dicono guarda sono Google e sono il tuo referente Google, perché si spacciano anche, non hanno la scritta truffatori in faccia, no? Sembra effettivamente che siano dei collaboratori di Google, dei dipendenti o partner. Alcuni dicono di essere partner di Google. Esistono i partner di Google, ma sicuramente ritorniamo sempre al discorso di prima: se vi chiedono soldi per rivendicare la vostra scheda My Business, possono essere partner, possono essere chi vogliono, sono comunque dei truffatori, perché non ha senso chiedere soldi per fare una cosa che è completamente gratuita. L'altra cosa che dicono, che diceva qui Daniele, no? Loro dicono che facendo così, quindi certificando la vostra attività su Google, ma in realtà non vuol dire niente, perché non esiste questa certificazione dell'attività. Si dice rivendicare la scheda Google My Business, e certificare non ha alcun senso. Facendo così, quindi pagando questi 199 euro più IVA, nessuno può rivendicare la vostra attività. Questo è comunque così. Una volta che voi avete rivendicato la vostra scheda, è molto difficile che qualcun altro riesca a rivendicare la scheda Google della vostra attività, ok? Perché se avete fatto questa operazione, sapete che o vi arriva a casa, anzi non a casa, nell'indirizzo dell'attività vi arriva un cartoncino di Google, quindi Google vi spedisce un cartoncino dove c'è un codice da inserire. Quindi voi poi, quando andate sul vostro Google My Business, dovete inserire quel codice. Questa è la prova che il vostro indirizzo attività è reale e corrisponde a voi, ok? La stessa cosa per rivendicare una scheda My Business già esistente. Non è possibile, perché appunto se io l'ho già rivendicata, Google mi dice guarda che questa scheda è già rivendicata, ok? Ci sono queste problematiche, possono sorgere quando magari cedo l'attività o ci sono cose di questo tipo, ma non è che comunque pagando
questa sorta di certificazione che loro vi vendono, siate sicuri. Assolutamente no. Questa è solo una scusa per truffarvi. Altra cosa, dicevo, che potete anche prenderli un po' per il culo quando vi chiamano. Potete smascherarli in 2 nanosecondi. Io lo faccio spesso, e una volta effettivamente ho scoperto che in realtà era Google che mi aveva chiamato veramente, perché Google può chiamarvi, non è che Google non vi chiami. Se ad esempio fate delle campagne su Google, ok, fate Google Ads, può essere che vi chiami un consulente di Google per darvi dei consigli per migliorare le campagne, eccetera. Quindi non è che Google non chiama per rivendicare la scheda Google My Business, quello assolutamente no. Quindi se vi chiamano queste agenzie che si spacciano per Google, la cosa più semplice che potete fare è quello di dirgli: ok, Ciccio Pasticcio di Google, dato che dici di essere di Google, mandami una mail in tempo reale. Questa cosa l'avevo già detta anche qualche mese fa. Mandami una mail adesso, finché siamo al telefono, tanto tu sarai davanti al PC, ci metti un attimo. Mandami una mail al mio indirizzo, quindi all'indirizzo email vostro, dove io voglio vedere il dominio, che vuol dire cicciopasticcio@google.com, come voi avete magari @gmail.com o nome del vostro sito. I dipendenti di Google hanno una email @google.com, ok? Quindi se effettivamente questa persona che vi sta chiamando effettivamente lavora per Google, dovrebbe avere un'email di questo tipo. Quindi chiedetegli: ok, mandami una mail dove io posso vedere che effettivamente c'è il dominio google.com, e allora so che effettivamente lavori per Google, altrimenti sei il solito ciarlatano. Vedrete che nella maggior parte dei casi quello che sentirete è tu, perché questi buttano giù la chiamata. Ok, altro consiglio che posso darvi per evitare anche di perdere tempo con questa gentaglia è quello di installarvi delle applicazioni come Truecaller. Adesso vi faccio vedere che sono gratuite, io la uso nel mio telefono, questa Truecaller. Questa qua, ce ne sono anche altre, poi vedete voi. Truecaller è un'app che blocca le chiamate spam, ok? Quindi non vi blocca solo questi cialtroni, ma vi blocca anche, non so, la Vodafone che vi chiama per farvi quelle stupide offerte, o la Team o roba di questo tipo. E quindi in questo modo questa applicazione permette di segnalare le varie chiamate spam. È una specie di community, no? Chiunque ha questa applicazione installata nel telefono può segnalare gli spammer. In questo modo tutti quelli che fanno parte di questa community e quindi hanno questa applicazione installata nel telefono non ricevono più le chiamate, perché vengono bloccate alla fonte. Ok, quindi il numero di questi truffatori viene segnalato da 1, 2, 3, 4, 5 persone. Adesso non so quale sia il limite, però dopo un po' che ricevono segnalazioni di spam entrano in blacklist, e quindi quel numero viene bloccato per tutte le persone che hanno l'app installata. Ok, io la uso, mi trovo benissimo, non mi ha mai bloccato chiamate importanti, anzi almeno una volta o 2 al giorno mi blocca i vari call center o cose di questo tipo, quindi è molto molto utile. Ok, spero di avervi dato delle informazioni utili. Mi raccomando, state lontani da sta gente. Adesso so che siete bombardati di queste agenzie che cercano di vendervi l'impossibile, di vendervi i sogni del mondo digitale, quindi state molto attenti. Il gruppo è qui apposta, quindi fate come ha fatto Daniele. Se avete dubbi, se c'è qualcosa che non vi torna, piuttosto che firmare contratti o attivare cose, pubblicate un post nel gruppo. Io, Silvia, Iana o anche le altre persone del gruppo vi diamo il nostro parere. Insomma, siamo persone che lavorano in questo ambiente da più di 20 anni, quindi sappiamo bene come gira il settore anche da dietro le quinte, quindi possiamo darvi consigli. Aspettate che c'è nel frattempo qualche commento.
Ciao, a me arrivano sempre ed ogni volta li inserisco nello spam. Sono insopportabili quando lo fanno telefonicamente, dico per liberarmene subito che ho già chi sa un po' di questo. Sì, sì, la cosa migliore da fare è questa, cioè, ma la cosa importante è sapere, essere a conoscenza di quello di cui vi stanno parlando, perché se non conoscete queste cose è facile anche essere presi per i fondelli, purtroppo, no? Perché queste persone, come dicevo prima, questi truffatori si basano sull'ignoranza, purtroppo, digitale che è diffusa in Italia, e quindi ne approfittano, assolutamente. Elena, vedo che poi è scritto. Il mio telefono me le segnala già se sono spam, perfetto. Interessante, ok. Va bene, sì, poi ci sono appunto, magari non so se adesso nuove versioni di telefoni già hanno integrato queste funzionalità. Per chi non ce le avesse, insomma, vi consiglio di installarvi queste applicazioni, quindi Truecaller si scrive, oppure, vabbè, adesso non mi vengono in mente altri nomi, comunque basta che cerchiate anche sull'App Store, non so, blocco spam o blocco chiamate indesiderate, così questo tipo, ne trovate sicuramente parecchi. Ok, ragazzi, buon weekend e buona giornata. Ciao cari.